La salute mentale dopo il Covid è diventata un'esigenza sempre più sentita soprattutto dai giovani, ma anche da tanti anziani che vivono in solitudine o persone che per varie ragioni si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità. Il presidente della Regione Veneto, Stefani, ha presentato una proposta di legge per l'istituzione dello psicologo territoriale. È una figura che lavorerà a stretto contatto con i medici di medicina generale e sarà integrato nelle case di comunità. Il servizio, sostenuto con i fondi della sanità regionale, sarà organizzato da ogni ULSS a livello di distretto sanitario e integrato con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali. Grazie allo psicologo territoriale dobbiamo contrastare il disagio giovanile, dobbiamo dare risposta alle tante necessità di disagio psicologico che troppo spesso poi arrivano al medico di medicina generale o addirittura in pronto soccorso, e insieme dobbiamo fare un lavoro integrato sulla salute mentale in Veneto. Nello stesso progetto di legge è prevista l'istituzione di un osservatorio sulla salute mentale per monitorare la situazione. Questo servizio, secondo la Regione, oltre a benefici per la salute dei cittadini, porterà anche dei vantaggi dal punto di vista economico. Prevenire il disagio o riuscire a intercettarlo precocemente consentirà di ridurre la spesa sanitaria grazie alla diminuzione degli accessi impropri al pronto soccorso e alla riduzione dell'uso di farmaci.